La seconda parte di Cronache Trevigiane continua ad indagare sul patto per il territorio richiesto dall'Unione Veneta Bonifiche, che ha trovato riscontro a livello regionale. In particolare i numeri della bonifica veneta fanno comprendere come il suo sia un ruolo fondamentale per la tutela del territorio. Sentiamo quindi il direttore Andrea Crestani. La bonifica del Veneto, i 10 consorzi di bonifica del Veneto si occupano di manutenzione e gestione del territorio su 65% dell'intero territorio della nostra regione. 1.178.000 ettari sono interessati dai comprensori, dei 10 comprensori di bonifica. All'interno di questi territori noi facciamo, come dicevo prima, la manutenzione su circa 18.000 chilometri di canali, oltre ad altri 8.000 chilometri di canali ad uso esclusivamente irriguo. Quindi una manutenzione che va su un reticolo idrografico minore fino alle aziende agricole, fino all'ultimo dei territori e lì i nostri 1.200 dipendenti, 1.200 operai svolgono attività di prevenzione e manutenzione. Per un cittadino del terzo millennio la bonifica è data per scontata, eppure in natura gran parte del territorio veneto, che si trova sotto il livello del mare, tornerebbe a trasformarsi in palude se non ci fosse l'intervento dell'uomo. Il territorio del Veneto è un territorio che per quasi 400.000 ettari, quindi circa un terzo dell'intera superficie dei comprensori di bonifica, è soggiacente al livello del mare, quindi senza l'opera di circa 400 pompe idrovore che pompano acqua da questa grande vasca da bagno, questo grande catino che è sotto il livello del mare, senza l'opera di questi idrovore sarebbe allagato, ritornerebbe un impaludamento storico che c'è sempre stato nel nostro territorio. Quindi l'opera di consorzio di bonifica è fondamentale proprio nella prevenzione e nella manutenzione, dicevamo. La bonifica inoltre vive un modello di federalismo concreto, ovvero le risorse ricevute vengono interamente reinvestite in loco. I proprietari di immobili che risiedono all'interno di questo 66% di comprensorio contribuiscono con risorse proprie, con questo contributo che pagano i consorzi di bonifica per circa 106 milioni di euro all'anno che i consorzi reinvestono direttamente, quindi con un federalismo assoluto, reinvestono su quel territorio, su quel bacino per le manutenzioni, per la messa in sicurezza del posto in cui vivono e dove operano con le proprie attività, sia imprenditori agricoli che altre attività. Ad Andrea Crestani, direttore dell'Unione Veneta Bonifiche, chiediamo quindi questo patto per il territorio in cosa consiste? Un patto per il territorio per mettere attorno a un tavolo le istituzioni, farle dialogare insieme, gli attori principali che hanno funzioni in materia di difesa idraulica e idrogeologica, per cominciare a guardare non solo a come gestire l'emergenza, perché se continuiamo a gestire l'emergenza rischiamo di perdere di vista quello che è oggi la pianificazione territoriale. Il territorio veneto deve essere costantemente tenuto in manutenzione attraverso un piano di riassetto idrogeologico molto lungo nel tempo e con una visione strategica. Ecco perché questi enti, che ognuno ha strumenti di pianificazione territoriale a disposizione, deve dialogare insieme. L'Unione Veneta Bonifiche, i consorzi di bonifica, si sono candidati oggi per dire a questi attori, in primis la Regione, mettiamoci attorno a un tavolo, programmiamo il nostro futuro, programmiamo il Veneto del futuro, il cosiddetto terzo Veneto. Prima di tornare sull'argomento bonifiche, apriamo ora una pagina culturale di Cronache Trevigiane. Andiamo intanto a Campo di Pietra, dove la cantina produttori locale ha messo in scena una lezione spettacolo sulla storia del vino. Poi scopriamo insieme i libri di Daniela Zanatta e della casa editrice Enjoy Edizioni. Il vino è cultura e tradizione non solo del nostro territorio, ma di tutta la storia dell'umanità. È questo il senso della lezione spettacolo organizzata dalla cantina produttori Campo di Pietra, un affascinante viaggio nella storia dal titolo Bacco e dintorni, il percorso del vino dall'Oriente all'Occidente, dai Sumeri, Egizi, Greci e Romani. Tra arte, teatro e musica l'evento si è rivelato un successo. Un grande evento reso possibile dalla sensibilità della cantina Campo di Pietra sui temi della cultura e dell'arte. La parola al direttore Franco Passadore. È una filosofia che abbiamo intrapreso già alcuni anni, è una filosofia che ci sta dando anche della soddisfazione perché vediamo una fattiva collaborazione, una massiccia partecipazione dei nostri produttori, dei nostri clienti, dei consumatori dei vini del nostro territorio. Il vino e la storia, un binomio indissolubile che attraversa i secoli, anzi i millenni.
Una lezione spettacolo che spiega come il nettare caro a Bacco abbia avuto sempre una grande importanza anche nelle civiltà più antiche. Sentiamo la dottoressa Donatella Avanzo. Il vino è la bevanda tradizionale, con il vino si vaccinavano le armate dei soldati che andavano in guerra perché le scorte d'acqua imputridivano, marcivano e allora il vino veniva messo nell'acqua per non farla marcire. Con il vino si spargeva sopra il territorio quando c'era ad esempio una battaglia, quindi per il buon esito della battaglia. Con il vino invece si sono festeggiati i grandi matrimoni, basti pensare, non so, ai grandi faraoni della storia d'Egitto. Anche la cantina produttori Campo di Pietra ha la sua storia, non certo millenaria, ma ugualmente gloriosa. Il direttore ci ricorda che noi usiamo fare una battuta, degustiamo sorsi di storia. La storia della nostra terra, delle nostre genti, delle nostre strutture, delle nostre cantine. Pensate che Campo di Pietra ha oltre 50 anni di storia, una storia importante anche per l'economia del territorio. Viva la gioia! È questo il titolo della prima opera letteraria di Daniela Zanatta, commercialista trevigiana con la passione della scrittura. Un'opera piena di positività che si alimenta di storie e esperienze quotidiane prendendo ispirazione dalla parola di Dio, dal Vangelo e dal messaggio di Lourdes. Un libro che è un vero inno alla vita e che sta già suscitando molto interesse in tutta Italia. Ma sentiamo Daniela Zanatta parlarci del messaggio che vuole lanciare col suo libro. Una sorta di esortazione all'allenamento, alla gioia dinamica, alla gioia luminosa e a non arrendersi mai, anche se noi ci alziamo un giorno e abbiamo la considerazione che abbiamo un problema impegnativo di lavoro, di famiglia, di salute. Qualsiasi cosa ci procuri infelicità, non dobbiamo arrenderci mai, ma cercare dentro di noi quell'interruttore che noi con grande semplicità possiamo fare clic e cercare con la consapevolezza che dentro di noi abbiamo questo potere di avere questa gioia che ci collega allo spirito divino più grande, che ci dà l'aiuto per essere felici e non arrenderci mai di fronte a nessuna infelicità. Ricette semplici per godere ogni momento della nostra vita in maniera positiva grazie a un rapporto attivo con la fede cristiana. La scrittrice tiene a sottolineare un particolare passo del Vangelo che ha ispirato la sua opera. Nel Vangelo di Marco c'è una frase potentissima che a un certo punto dice Gesù e che è Effatà. Effatà significa apriti. E secondo me questo deve diventare per noi una metafora della nostra vita quotidiana, che dobbiamo aprirci a noi stessi, allo spirito, agli altri, per essere persone diverse, migliori, per essere persone che non hanno paura di interfacciarsi con chi hanno intorno e di scambiare le proprie esperienze positive. E Viva la gioia è edito da Enjoy Edizioni ed è disponibile in tutte le migliori librerie d'Italia. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito www.evivalagioia.it o www.enjoyedizioni.it assieme a tante altre sorprese. Buona lettura! A Padova, per il patto per il territorio proposto dall'Unione Veneta Bonifiche, c'era anche il direttore generale ANBI, Anna Maria Martucelli. Sentiamo come valuta la situazione veneta. Ora si tratta di valutare se ci sono le risorse finanziarie per poter realizzare gli interventi e nel frattempo tener conto anche di tutto quello che i consorzi hanno già realizzato al momento dell'emergenza, perché il ruolo dei consorzi in occasione delle alluvioni del novembre è stato un ruolo di grande efficienza e di grande efficacia che ha contribuito in maniera rilevante a ridurre i danni e a dare aiuto alle popolazioni. E se le risorse scarseggiano, il territorio comunque è ferito e grida vendetta. Nel nostro paese certamente l'esigenza dello sviluppo subito dopo la guerra indubbiamente ha prevalso rispetto alle esigenze della tutela del territorio. Quindi è stato uno sviluppo impetuoso, uno sviluppo a volte senza regole che ha determinato un'urbanizzazione largamente diffusa e un'urbanizzazione che in alcuni territori si presenta in contrasto con l'equilibrio idraulico e con la regolazione idraulica.
idraulica. Ormai che un'acquazione si trasformi in tragedia non è più una esagerazione. Anche quando non sono alluvionali, sono piogge che determinano danni perché trovano un territorio fragile. E in questa situazione la risposta che si deve dare è quella di intervenire con azioni non soltanto nel momento dell'emergenza, ma in via di prevenzione con azioni destinate a ridurre il rischio idraulico, perché la vulnerabilità esiste. Prima di passare alle conclusioni di questa puntata, andiamo a scoprire come un'impresa può comunicare attraverso il video. Z Group è un'impresa trevigiana che opera da più di 10 anni nel campo della comunicazione e dell'audiovisivo. Le sue troupe girano il mondo per conto di marchi prestigiosi, raccontando storie di uomini e di aziende. Z Group e le sue divisioni sono impegnate nella creazione di video per usi industriali, didattico, documentaristico e promozionale, spot pubblicitari e prodotti video per la TV, il web e il mobile. La creatività e la professionalità di Z Group applicata alla realizzazione di campagne promozionali è al servizio di clienti pubblici o privati, anche attraverso lo svolgimento di attività di ufficio stampa. Cosa ci hanno insegnato le recenti alluvioni in Veneto? Sentiamo cosa risponde l'assessore regionale all'ambiente Maurizio Conte. Ci ha insegnato che bisogna appunto prevenire. Per prevenire bisogna coordinare l'azione del territorio, partendo dagli enti locali che sicuramente nell'ambito della pianificazione urbanistica devono guardare anche alla sicurezza idraulica, quindi prevenire interventi necessari soprattutto perché ci sia uno sviluppo compatibile con quello che è lo scolo delle acque, in particolare quelle meteoriche nell'ambito urbano. Quindi un patto per il territorio è necessario renderlo concreto. Il patto che oggi nasce è un patto che deve appunto rendere responsabili tutti i soggetti interessati, gestori e appunto promotori dell'azione nel territorio, facendo sì che si proceda concretamente a realizzare opere necessarie per la sicurezza idraulica. Sono state individuate anche le risposte che bisogna dare con tempestività per prevenire altri disastri. Sentiamo cosa occorre. La realizzazione ad esempio di casse di espansione circa 5-6 nel territorio della fascia appunto pedemontana che garantiranno un alleggerimento del peso appunto della forza dell'acqua nei momenti critici per quanto riguarda gli argini dei nostri fiumi pensili principali che sono stati oggetto dell'alluvione, della criticità, e opere che sono ferme da anni purtroppo anche per una mancanza di coordinamento. È proprio questo un aspetto principale. Per il presidente dell'Unione Veneta Bonifica Giuseppe Romano, quindi in conclusione, le premesse per dare delle risposte concrete al territorio ci sono tutte. Penso che sia indispensabile andare avanti nella prevenzione, quindi vedere le risorse che noi avevamo già inizialmente parlato e già inizialmente chiesto, che erano 1,5 milioni di euro in 5 anni per una programmazione del territorio veneto di competenza di consorzio di bonifica, e credo che questo sia un passaggio importante. Cronache Trevigiane termina qui e tornerà come sempre la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora e stessa emittente. Grazie per averci seguiti. Un programma in collaborazione con Uindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APO VF, Gruppo Grigolin.
Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.